9 su 10 sono donne e rispetto al 2007 in 10 anni sono cresciute di un terzo. La maggior parte è straniera, più di metà viene dall'est Europa, ma raddoppiano anche le italiane. Colf e soprattutto badanti, a dispetto della crisi economica, in Veneto sono cresciute costantemente, come nel resto d'Italia, e sono sostanzialmente in egual numero. La Fondazione Leone Moressa ha elaborato i dati INPS insieme all'associazione Domina, che raggruppa i datori di lavoro domestico. In Veneto ci sono 65.320 lavoratrici del settore, ma questo è il dato di chi è in regola. Sommando chi lavora in nero si arriva a 101.900. Il lavoro irregolare è stimato intorno al circa al 40% del lavoro domestico in questa regione. Quanto vale la fetta del lavoro nero rispetto a quello regolare? Circa 400 milioni di euro, a differenza del lavoro regolare che siamo intorno ai 560 milioni di euro. Fare emergere questo nero, mettere in regola, che vantaggi porterebbe? Sicuramente il vantaggio più grande lo ha la famiglia che pensa che il lavoro irregolare sia vantaggioso perché va a spendere di meno, ma inevitabilmente finito il rapporto di lavoro, quindi interrotto, si va incontro alle vertenze. La vertenza oggi è un fenomeno che sta aumentando tantissimo e con la vertenza ovviamente la spesa è maggiore rispetto alla regolarizzazione del rapporto di lavoro. Colf e badanti, si diceva, sono in costante crescita e in Veneto si concentrano soprattutto tra Padova, Venezia e Verona. Il loro aumento ha fondamentalmente due perché. Sicuramente l'invecchiamento della popolazione in Italia. Il secondo, il taglio della spesa sanitaria e quindi dell'assistenza sta portando ovviamente ad accudire e ad assistere i propri cari all'interno delle proprie abitazioni.